casa. Rieccoci nell'ultima parte di Primus Inter Pares, appuntamento mercoledì, gruppo TV7, rigorosamente in diretta. Dennis, messaggi, poi ragionamento sulle scuole. Dennis. Sì, andiamo a leggere altri 4 messaggi perché continuano ad arrivare le considerazioni da parte dei nostri telespettatori. Il primo: buonasera, la situazione è davvero critica, sono un lavoratore del comparto termale di Abano e Montegrotto, stiamo vivendo un momento davvero drammatico e tra poco sarà insostenibile per le aziende e per le famiglie che vivono grazie a loro. Finalmente la voce della nostra situazione è rappresentata dal Presidente Boaretto. Andiamo a leggere anche un altro messaggio. Mi scusi Boaretto, ma i centri termali non sono aperti solo per chi ha il certificato medico? E poi vorrei sapere come funziona con i tamponi per entrare nelle vostre strutture. E allora poi magari il Presidente potrà anche rispondere a questo messaggio. Che senso ha il coprifuoco in piena estate quando tutti sono all'aperto e con il caldo il virus perde forza? In Olanda il coprifuoco non è più legale. Questa è un'altra considerazione, poi andiamo con il quarto SMS, l'ultimo che mandiamo per questo giro insomma, di messaggi. La scuola ha riaperto troppo tardi, altro che rischioso. I ragazzi non ce la fanno più ore e ore seduti davanti a uno schermo, ma quando mai si vede una cosa del genere? Prima di la parola, Boaretto, la risposta al messaggio per i tamponi, cosa fate? Rapidamente il telespettatore ha mandato quel messaggio. Ma no, i tamponi noi abbiamo chiesto nell'andata dei tempi, veramente l'anno scorso, di poter far sì che le persone che arrivano in albergo o hanno il certificato che hanno un tampone negativo, e lo sapete come per quelli che viaggiano in aereo, oppure la possibilità di fare il tampone prima di entrare in struttura. La stessa cosa, ad esempio, la volevano fare anche i parchi tematici, perché il negativo può stare con il negativo, perché anche se fosse positivo, ma dopo questo è il passaggio e la risposta. Però purtroppo dal punto di vista dell'autorizzazione non abbiamo mai avuto questa possibilità. Avevamo anche messo in piedi tutto un sistema con un nostro socio che è anche un medico per poter affrontare in maniera, diciamo così, appropriata e adeguata questo tema. Anche a Roma abbiamo fatto questa proposta, ma purtroppo non è passata. Allora, adesso, mi scusi, volevo terminare. Per chi fa le cure termali, che sono riconosciute dal Servizio Sanitario Nazionale, devono avere la ricetta del proprio medico, oppure possono comunque fare la cura termale perché all'interno delle nostre strutture c'è un medico che, se giudica diciamo così, la necessità di fare una cura termale, prepara la cartella clinica eccetera. La cura termale se la paga privatamente, ma può lo stesso fare la cura termale, non è che debba esclusivamente essere pagata dal servizio. No, in questo caso no. No, perché se io ho bisogno di fare i fanghi posso anche farli senza aver bisogno che il servizio sanitario me li paghi. Non è questo. Poi il medico mica fermo, Marinese, ci metti sempre la seppolina, quella del sospetto, no? È il medico mica il proprietario dell'albergo, è un collaboratore. Ne abbiamo visti. Marinese, lei conosce benissimo tutta la storia, le abbiamo viste, adesso ha fatto un po' l'ecumenico anche lei. Allora, scuola, Bisato, poi Roberto Marcato, poi tutti voi. La scuola è un microcosmo e anche là bisogna contemperare la doppia esigenza. Io sono assolutamente dell'idea che fino alle medie i bimbi e i ragazzini devono andare a scuola in presenza, con tutti i rischi del caso, bisogna usare tutti i metodi per evitare che il contagio si propaghi, ma rendetevi conto, tenere è già difficile per le persone che sono in smart working, che non hanno relazioni. La domanda è che la risposta me la darà lo stesso Marcato. Poi, non si poteva organizzare prima questa storia dei trasporti, non arrivare all'ultimo momento come anche sempre? Qua, siccome in parte l'ho seguita e io, come detto prima, non riesco ad essere sempre contro perché sono da un'altra parte. Ci può essere stata un po' di sottovalutazione l'anno scorso quando si è detto a un certo punto che a settembre avremmo riportato tutti i ragazzi a scuola e lì si è pensato di distanziare fisicamente dentro le classi, quindi col grande anche bolla delle sedie a rotelle, dei banchi a rotelle, perché era quello il meccanismo, cioè stai distante in classe, e non abbiamo pensato ai trasporti. Ma poi, nella seconda e nella terza ondata, ai trasporti ci si è pensato, solo che se decidi, giustamente, che dentro l'autobus ci può andare fino al 50% della presenza, vuol dire che devi raddoppiarli. E il sistema si è tarato per riportare a scuola il 50% i ragazzi delle superiori. E il sistema teneva. Se tu da una sera alla mattina dici, se sei in giallo torni al 100%, non trovi gli autobus, perché non c'è nemmeno dei privati, non li trovi nemmeno dal mondo. Quindi io ero e continuo a rimanere dell'idea che anche in zona gialla
la soluzione di compromesso del 50%, tra l'altro, quando vai a scuola va a scuola tutta la classe e il giorno dopo sta a casa quella classe, perché qualcuno ha deciso anche di dividere la classe a metà, che secondo me è un disastro, perché metà ascolta da casa, metà in presenza. Quindi mio figlio va a scuola il lunedì, al mercoledì e al venerdì. L'altra mia figlia, che è in un'altra classe, martedì, giovedì, sabato. Oppure giorni così funzionava. Vogliamo portarlo al 75? Fermo, poi vengo. Però il numero degli autobus va bene, ma buttare tutti quegli autobus su strada a novità, ce la facciamo a farli passare tutti quelli? Perché il problema è che nessuno pare che abbia fatto la quantità di traffico. Può essere, certamente c'è quel problema là. Però Roberto Marcato. Veramente una situazione surreale. Allora, nei ristoranti devi andarci con Baretta e Cuorecciare, in Monbut all'aperto sotto la piova a 1 chilometro di distanza, mentre a scuola vai con gli autobus dove insomma 50% non 50% sappiamo come funziona poi dentro gli autobus, e là anche se ti tocchi, se stai a 2 centimetri di distanza... Assessore, che finì in bellezza stasera, buttandola in cacciara alla fine non ti eri trattenuto fino adesso. Sti benedetti ragazzi. Non ha nessun senso, non ha nessun senso, cioè anche questa è una scelta ipocrita, perché l'hai detto tu prima, allora, o hai gli autobus e quindi puoi fare il servizio, oppure non hai gli autobus, e ora di cosa stiamo parlando? Di andare ad aumentare la capacità delle scuole di ricevere. Se tu non hai il trasporto per portarli a scuola, di cosa stiamo parlando? Il 50% stiamo dicendo. È la cosa ipocrita del fatto, noi diciamo che si può, dopo come? Ma qualcuno ci penserà, ma che ragionamento è? E lei cosa avrebbe fatto? Lei cosa avrebbe fatto? La distanza vale sempre o vale solo al ristorante? Questo non lo capisco. Detto questo, lei cosa avrebbe fatto per le scuole? Ah no, avrei lasciato assolutamente una capienza ridotta anche in zona gialla, perché se non c'è il trasporto di cosa stiamo parlando? Di fatto non deciso quello adesso però. Sì, appunto, è quello lì. Crisarà, stava intervenendo su questo ragionamento degli altri. Perché giustamente io avevo fatto questa provocazione, cioè, ma voi ve la immaginate Riviera dei Ponti Romani con il quadruplo degli autobus? Cioè, perché insomma da là devono passare. Vabbè, e quindi voglio dire, il problema è che è giusto quello che è stato detto, nel senso che ci vuole, bisogna compenetrare le due esigenze. Quindi non è possibile un'apertura del 100% in nessuna zona, ma un'apertura del 50% che comunque sacrifica i ragazzi, perché attenzione, anche questo andare un giorno sì un giorno no a scuola dal punto di vista dell'equilibrio li danneggia, li destabilizza, però questo è per un mese. Ma la domanda è, Marinese, che mi pongo, una scuola dura 7-8 mesi, se non ricordo bene, potrei sbagliare perché... 220 giorni. Vabbè, quello che 200 giorni. 7 mesi, insomma, più o meno. Vabbè. La domanda, visto che manca un mese, quest'anno è stato un anno disgraziato sotto questo profilo per i poveri ragazzi, manca solo un mese, non si poteva quest'anno proprio sotto un prospetto sanitario, sotto un problema di trasporti, sotto 1 miliardo di problematiche, dire quest'anno è andata così e ovviamente faremo tutto a remoto e l'anno prossimo riprenderemo in maniera più sicura, organizzandoci e via discorrendo. Per un mese, dico, non si poteva fare questo. Secondo me no, e ti spiego anche il perché. Dipende, ma è un problema... Lei per darmi contro oggi è proprio... No, ma no, perché... No. No, è così. Hai ragione tu. No, non voglio avere ragione io, però per darmi conto stasera... Allora, spiego, dico come la penso, perché cerco di organizzare la cosa, non perché ami l'organizzazione. L'obiettivo è quello di ridurre al minimo i contagi? Sì, ragazzi, se non li mandi a scuola, escono, non è che stanno a casa in 70-80 metri quadrati. Sì, ma non escono tutti 100 nell'autobus. Attenzione, allora cosa dovresti fare? Perché nella vita bisogna fare dei sacrifici. Li mandi a scuola la sera, dalle 5 alle 10. Ottieni 3 risultati.
Uno vanno a scuola e, come dice l'insegnante, che la scuola è fondamentale, si sacrifica. Sì, mi scusi, ma dice mai contraddizione quello che dice, perché No, il ragazzo se va fuori, no, arrivando. No, mi scusi, se va a scuola la sera, al mattino si ritrova, ma al mattino si ritrova. È un paradosso. Sì, è un paradosso, no, ma l'ha fatto per darmi contro, questo è il motivo. Se mi fate finire, ho detto tre vantaggi. Ma già la prima è un po'... La prima è una buttata, la seconda non vanno a prendere gli aperitivi, un'altra buttata questa, alle 6 del pomeriggio, alle 7, quanti di ragazzi vediamo di 16, 17, 18 anni è un'altra buttata, e perciò hai il secondo risultato, perciò in base a una stupidaggine, dall'altra parte hai un risultato. La terza è che tu hai differenziato il traffico, soprattutto urbano e soprattutto di mezzi pubblici, perché dalle 5 del pomeriggio in poi lo scarico dei passeggeri e perciò diventa tutto molto più compatibile e non hai... Lo scarico, lei metti alle 5 quando la gente va a lavoro, torna dal lavoro, un orario che è quello che c'è un traffico importante, quell'ora lì, non è che sia poco guarda, traffico. Posso dirle, dati, io vedo il Comune di Venezia. I dati del Comune di Venezia, la maggior parte del traffico è dalle 7 del mattino alle 3 del pomeriggio. È la maggior parte della concentrazione del traffico. Lei dice Mestre? No, volevo fare queste cose perché viene diluito anche sulla parte della laguna. Ma io se mi posso... Sinceramente che sull'acqua è però io dico, al di là... No, ma sì. seriamente, nel ragionamento che fate voi, che è abbastanza così, dico, per un mese evitavamo sotto un prospetto sanitario, magari ha ragione anche Marinese, dice escono e si trovano, ma sicuramente molto meno di quelli che si trovano all'uscita delle scuole. Oggi tu fai certe zone, Via del Santo... Ma intende per le superiori allora? Sì, le Solo superiori. le superiori, perché i bambini di 10 anni, quelli a scuola quelli piccoli, quelli che ci sono superiori. Però anche le superiori, guardate che l'equilibrio psicofisico ma un mese. È un mese, ho capito, un mese, ma se diciamo che l'economia non resiste perché 14 mesi, che questa benedetta generazione... Per chi alla mia età ha fatto il militare, il mese più lungo era il 12°. Ma posso farvi una domanda? Posso farvi una domanda? Per ragionare, perché... Sì. Allora, dei tre aspetti, uno è una criticità, ma i due sono tangibili o no? Beh, insomma, alle 5 del pomeriggio. Io onestamente... guardi, scusi dottore, adesso prima vi ho raccontato quello che è successo quando ero bambino io, e quindi si parla di 59-60 anni fa. Però guardate che se noi facciamo dalle 8 alle 1, dalle 2 alle 7, dividiamo il 50% degli studenti che vanno alle superiori, vanno tutti i giorni a scuola, solo che il 50% ci va al mattino e il 50% ci va al pomeriggio. La settimana successiva si cambia, quello che andava al pomeriggio va al mattino, voglio dire, se i professori devono fare le loro, le fanno comunque. I ragazzi in termini di trasporti non è risolto il problema. Non è risposto, perché devono sempre correre, perché sei sempre sull'orario di possono punta. aprire dalle 5 No, del mattino e adesso non sono sull'orario di punta, anche se sono... Capisci bene troppo. il paradosso delle situazioni qui? Qualcuno deve dettare delle regole chiare per i bambini. Se non ci sono i trasporti, non ci sono... Io capisco, i bambini sono nella stessa condizione nostra. Okay? Che se ci fanno aprire dalle 5 del mattino il ristorante, dalle 5 del mattino alle 18 di sera, cioè tu mi dici che cosa devo aprire, per far cosa? Quindi mi dici solo che puoi fare la pausa pranzo, basta, fine. Quindi è inutile la temporalità che tu dai, lo spazio. Per dare un ragionamento in più, con la scusa del smart working, la gente sta anche a casa. Esatto, e quindi i ragazzi, io capisco, i ragazzi hanno voglia di socializzare, questo è un grande problema sociale, come un grande problema sociale, questa economia che ha messo in ginocchio, cioè certe imprese, piccole e medie imprese, e sono i garantiti e i non garantiti. Perfetto. In chiusura inizio da Roberto Marcato, l'Italia riapre, ho chiesto all'inizio, dopo questo ragionamento, dopo il ragionamento che abbiamo fatto questa sera, Roberto Marcato, sarà la volta buona oppure ritorneremo nel baratro in questo dove molti immunologi, molti scienziati hanno detto già che se riapriamo oggi ad agosto molti dovranno rimanere a casa perché ritornerà una nuova ondata, questo ha detto il Comitato Tecnico Scientifico, anzi taluni del Comitato Tecnico Scientifico. Secondo lei sarà la volta buona invece oppure no? Ma io questo rischio francamente non lo vedo. Uno, perché metà Italia di fatto continuerà ad essere in zona rossa, quindi non apre nulla. L'altra metà, del centro-nord,
se noi pensiamo che le aperture siano mangiare all'aperto, francamente non mi sembra di correre tutto sto rischio, perché non avremo, fra i ristoranti che non hanno il plateatico e gli avventori che non andranno anche da quelli che hanno il plateatico, francamente tutto sto rischio non lo vedo. E quindi è stata una presa in giro per la gente da parte della politica, questa secondo lei? No, mi sembra più un annuncio che una presa in giro, in parole povere. La politica dice facciamo questo perché il comitato scientifico non ci ha dato l'ok, facciamo per dare il contentino a questi 4 italiani, mi sembra una presa per in giro se ragioniamo così, Marcato, da parte di tutti. Li abbiamo aperti, non vi diamo i sussidi? Di fatto, quanti ristoranti è che hanno la possibilità di avere uno spazio adeguato che garantisca la sostenibilità economica Roberto Marcato? E anche questo è, io ho una capienza di 200 posti e ho un plateatico da 5. No, Roberto Marcato, un attimo. Roberto Marcato, scusi Boaretto, un attimo. Una cosa interessante da dire in questo momento. Un attimo, Roberto Marcato, il ragionamento da fare siamo tutti d'accordo. La riflessione è, allora lo Stato ha preso in giro questa, perché quello che lei sta dicendo è perfetto, il freddo, questo, quell'altro, la gente che lavora a casa e tutto quello che abbiamo detto. Allora questa decisione è stata fatta per dare un contentino così tanto per darlo e per dire vi abbiamo dato questo per far vedere che, e in effetti non hanno dato nulla. La considerazione finale qual è, visto che è giusto quello che lei ha detto? Guardi che noi stiamo parlando di Draghi, che è una sorta di divinità assoluta e quindi mai potrebbe prendere in giro qualcuno. Avranno fatto questa scelta in base a dei calcoli e punto e capo. Dal mio punto di vista non mi sembra questa grande apertura è stato e quindi questo grande rischio. È stato ecumenico anche lei di nuovo. Boaretto adesso può dire. Allora, Assessore Marcato, su questo argomento le voglio fare notare questo particolare. Gli alberghi con ristorante possono dare da mangiare ai clienti a mattino, mezzogiorno e sera. Gli alberghi che non hanno il ristorante, se hanno i clienti, non sanno dove mandare i loro ospiti. Quindi anche qui c'è una contraddizione. Gli alberghi sono tenuti ad occupare le sale da pranzo nella percentuale stabilita dai protocolli, che a suo tempo sono stati approvati, e quindi questa cosa poteva essere benissimo utilizzata anche. Tutt'al più, e qui mi permetto, bisogna fare i controlli e se nel caso c'è qualcuno che va al di là di quelle che sono le regole, danneggiando tutti, e qui quando dico tutti si parla anche della nazione, si sanziona in maniera opportuna. Certo. Quindi questa è una cosa molto importante, ma le voglio fare un appello, lo faccio veloce, a nome di tutti i miei colleghi. Lei giustamente dice non ci sono soldi, lo sappiamo tutti. Un modo per aiutare le imprese, noi gliel'abbiamo anche inviato con una missiva, dateci una franchigia su alcuni tributi, su alcune tasse e l'aiuto si spalma in 4, 5, 6, 7 anni, no? E aiutateci a ottenere l'allungamento, quindi la garanzia dello Stato per ottenere quei prestiti che sono utili a far ripartire le aziende, salvare i posti di lavoro, perché se non salviamo le aziende non salviamo i posti di lavoro. L'equilibrio socio-economico dei territori va a farsi benedire e per ricostruire il tutto sarà molto difficile. L'abbiamo detto. Mi scuso ma lo ripeto, non voglio perdere l'occasione. Si riapre da lunedì. Si riapre, abbiamo sentito come. Patrizio Bertini, secondo lei sarà la volta buona? Sarà l'inizio di un'apertura totale finalmente oppure ritorneremo, come dicono e come dice il Comitato Scientifico, in un possibile nuovo dramma nel periodo estivo? Io l'ho detto più volte, spero che questo sia l'ultimo miglio da percorrere per poi arrivare all'apertura. Quindi è fiducioso? In questo senso sì. Dico che però questa, se fosse un'apertura però... Lo sa che anche lei da quando è stato a Roma vedendo il Papa è diventato più buono? Sa che anche lei è diventato più buono? Quando vanno a Roma, chissà per quale motivo... Non voglio essere ecumenico. Sono i profumi romani. Fanno un giretto a Roma, il Patrizio Bertini è andato a Roma, ha fatto un giretto e è diventato più buono che lui. Sono i profumi romani. Bisato, io non sono andato a Roma, ma sono moderatamente ottimista, perché... lo è sempre stato lei, io sempre, ma come dire, c'è un dato di fatto. Lei anche se lo va a Roma era ottimista. Vabbè,
sarà un dato positivo almeno, no? In questo momento, di questi 14 mesi, perché vede, almeno di riffio de raffe, 350.000 persone al giorno le vacciniamo. Spero che arriveremo a 500.000, vuol dire che se nel giro di un mese scavalliamo quella soglia dei 60enni in su, a me pare che cominciamo a vedere un po' di luce in fondo al tunnel. Marinese, lei sicuramente non sarà contento. No, io vista la serata, sintetizzo, io penso quello che pensi tu. No, grande. Guarda, perciò parla tu per me. Io non avrei mai pensato che lei desse ragione anche lei contro di me al buon Marinese. Al di là. No, ma al di là di tutto, secondo lei sarà la volta buona Marinese? No, ha ragione, cioè, noi dobbiamo correre sui vaccini, questa è la vera scommessa, distanziamento e tamponi, è il senso di responsabilità. Sarà la volta buona se ognuno di noi fa il suo proprio dovere e così allunghiamo la palla e la tiriamo in avanti perché ci vacciniamo e perché ci tamponiamo. La parte sanitaria è l'ultima parola della serata, Crisarà. Ma l'hanno già detto. Allora, questo decreto, tra l'altro, se non ho letto male, ma non credo di aver letto male, prevede anche intanto da delle scadenze, perché avere un orizzonte è meglio di navigare nella nebbia. Secondariamente è flessibile perché parte dal presupposto anche di una revisione anticipata di quelle scadenze, se le situazioni vanno avanti. Ora, secondo me, la prova del 9 la vediamo domenica? Sì. La vedremo in questo fine settimana? Liberi tutti o no? Perché se noi avremo un senso di responsabilità... Ma non è da lunedì liberi tutti? Un attimo, lunedì, quello che è, domenica prossima. Sì, ma secondo me si comincerà già da questa Sì, la vigilia è sempre delicata. Vero. E allora se avremo questo e daremo il tempo che parta veramente il sistema dei vaccini, secondo me è fiducioso. Prima dell'estate si riesce a risolvere il problema, perché ci aiutano il clima e ci aiuta il numero dei vaccini. L'importante è arrivare ad ottobre con una grande platea vaccinale, con pochi contagi, senza avere questa diffusione e secondo me dall'estate in poi il Paese potrebbe veramente ripartire. Però è in mano a noi, non è in mano alla politica. Ma posso fare una domanda? No, basta, tu cosa pensi? Mi ha dato ragione, adesso non tu può... cosa pensi, ecco? Ma io non devo fare domande a me, adesso addirittura lei viene a condurre la trasmissione, fra poco viene a condurre la trasmissione e viene lei a chiedere... Non si fa mai una domanda ricevuta. Grazie a Luigi Alessandro Bisato, grazie a Patrizio Bertin, grazie a Domenico Crisarà, grazie a Emanuele Boaretto, grazie a Vincenzo Moronese, grazie anche al nostro Roberto Marcato che questa sera mi ha dato contro per dar ragione a Marinese, però ovviamente abbiamo scherzato nell'ultima parte, però il problema c'è, speriamo venga risolto. Grazie anche a Dennis dalla redazione. Grazie anche da parte mia, grazie ovviamente a tutti i nostri telespettatori che anche questa sera molto numerosi hanno partecipato al programma. Ecco, vi ricordo l'appuntamento domani 12:15, l'informazione di TV7 Trivaleta, i Reporter, collegamenti con la protezione civile, con il Presidente Zai che ci dirà le ultime per quanto riguarda l'arrivo dei vaccini, le scuole e tant'altro. Buonanotte.